l'unico obiettivo possibile è la vittoria di un campionato, la promozione in Serie B, che è il grande obiettivo del Padova, quindi ho accettato con entusiasmo perché ritengo che questa sia una squadra che possa fare bene. Ci crede Massimo Oddo nella possibilità di vittoria del Calcio Padova, un bentornato quello al campione del mondo che in questi 2 anni non ha smesso di seguire le sorti dei biancoscudati. E qui qualcosa di importante si è fatto, anche se l'epilogo non è stato dei migliori, però comunque c'è stata una vittoria di una Coppa Italia, che è sempre una coppa alzata al cielo, e ho sempre tenuto un certo legame alla piazza, ai tifosi, alla società, e quindi sono contento di essere qui, ma non sono tornato perché ero già stato qui o per qualsiasi forma di rivalsa. Sono qui perché quando un allenatore accetta una situazione, ne ho avuto anche quest'anno e non ho accettato, è perché deve avere l'entusiasmo giusto per poterlo trasmettere poi ai giocatori, che sono quelli che vanno in campo. La decisione di esonerare mister Torrente è arrivata dopo il pareggio con il Lumezzane per dare una scossa a tutta la squadra in vista dei play-off. La partita del Lumezzane abbiamo un attimino, siamo venuti, diciamo, alla determinazione di dover cambiare, secondo noi. Poi tra le tante opzioni, la scelta di Massimo, ripeto, l'ho detto prima, perché Come tante? no, tante opzioni che potevamo affrontare, ma la scelta di Massimo è quella che conosce l'ambiente. Prima cosa da fare in queste 3 giornate che restano nella stagione regolare è mantenere il secondo posto in classifica. Ci dobbiamo porre un obiettivo alla volta. Il nostro primo obiettivo è consolidare il secondo posto, poi una volta fatto questo è ovvio che l'allenatore potrebbe avere la possibilità di non sperimentare, perché le idee in testa le ho chiare, ma di vedere un po' tutta la rosa giocare una partita di campionato e farsi un'idea più importante. Ecco.